Dopo il grande successo di Consegne da incubo, rider incompetenti e ristoranti da strapazzo, lo chef Scannafacciuolo è stato chiamato a Milano per rappresentare la cucina siciliana. Benvenuti ad A Favorire. Benvenuti ad A Favorire dal vostro chef Scannafacciuolo. In questo format vi spiegherò dei piatti tipici siciliani. Oggi vi spiegherò come fare i milinciani alla parmigiana. Prendete una melenzana e con un coltello la tagliate a felle e la mettete in una ciotola piena d'acqua e sale, così si ci toglie tutto il nivurume. Scusi chef, cos'è il nivurume? Questo colore qua. Ah, la parte scura? Sì, la parte scura tipo nivurume. Dopo un paio d'ore le uscite dalla ciotola e spremete belle strette strette. Spremite? Così, tipo... Ah, spremete? Sì, e li spremete finché non sono belle spremute. Prendete una padella, la riempite d'olio e lo fate bollire. Quando l'olio è bello caldo buttate... Scusi chef, Sì. come fa a capire quando è caldo? Il termometro? No, cazzeregnate. Cos'è? E buttate dentro le melenzane. Mentre le melenzane si friggono, in un tegamino mettete pomodoro, cipolla tagliata a giulietta. A Julien. Così. È francese, Julien. Per te, francese, io sono palermitano e giulietta. E li fate ingranciare. Cosa vuol dire? Tipo li fai imbiondire. Ah, rosolare. E li fai rosolare finché non sono belle ingranciate. Alla fine, quando tutto è ben cotto, prendi un contenitore copputo, Coputo. tipo alto. Ah, fondo. Sì, in fondo deve essere bello copputo. Prendi le melenzane, li metti, poi sopra butti un bel po' di pomodoro, una bella sprovolazzata di formaggio e infine, per abbellire il piatto, 4 pampinelle di basilico e voilà! Il piatto è pronto. Ma no suo. Che l'ha fatto mio suocero, perché si aspettavo veneziano che stasera aveva patate bollite. Grazie allo chef Scannafacciuolo e alla sua milinciana a parmigiana, davvero squisita. Scusi chef, una domanda. Non potevamo utilizzare magari, non so, le melenzane arrostite? Sono più leggere. Tale, o picciriddo, ci fa male la frittura. Due sono le cose, o te ne vai o ti pizzuchi i piedi. Comunque, se vi è piaciuto, mettete un like nel televisore. Se non vi è piaciuto, andate a favorire.